Passeggero di un veicolo che non utilizza la cintura di sicurezza, nel caso di impatto a 50 km/h, ha una proiezione in avanti o lateralmente tale di quanto una caduta dal terzo piano di un palazzo. Per affrontare una delle sfide più pressanti del nostro tempo, la sicurezza stradale, oltre 200 giovani dalle classi quinte dell'Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto hanno partecipato ad un incontro sulla sicurezza stradale per approfondire la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale e delle conseguenze relative al mancato rispetto delle norme. Abbiamo accolto con particolare importanza questo incontro perché l'educazione stradale passa anche dalla scuola. Agenti della Polizia Stradale di Treviso, sociologi e soccorritori del SUEME 118 hanno offerto agli studenti una panoramica completa su come prevenire incidenti e adottare comportamenti responsabili sulla strada, su come prestare sempre massima attenzione e rispettare i limiti di velocità per evitare tragedie. Guardate, questo è un incidente stradale avvenuto nella nostra provincia con un limite di 90 km/h. È stato trovato il tachimetro dell'automobile posizionato a questa velocità. Nella maggior parte dei casi la velocità accoppiata a un fattore distrattivo è talvolta la causa principale. L'incidente avviene per il mancato rispetto delle regole, sempre e solo per questo motivo. Il vero incidente, cioè quello che riconosce come causa una causalità, è assolutamente raro, rarissimo, infrequente. Ci sono persone che perdono la vita, ci sono persone che subiscono lesioni che si porteranno per tutta la vita. Lezioni utili e necessarie per incoraggiare i giovani ad una guida consapevole, evitando l'utilizzo improprio del cellulare che oggi rappresenta una piaga per tutte le generazioni. Bisogna dire che distrarsi, soprattutto con un cellulare alla guida, fare qualche centinaio di metri senza guardare può essere veramente pericolosissima.